Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Iniziamo la programmazione autunnale dei nostri corsi, che vedono sempre una grande attenzione dei frequentatori dell'Ateneo Veneto, e di questo vi ringrazio. Ma oggi mi fa molto piacere inaugurare il corso di archeologia, perché si inserisce in un filone a me molto caro, che riguarda la storia delle donne. Sapete che in Ateneo abbiamo proprio un ciclo che si chiama Donna Ateneo, dedicato a questo, e quindi questo corso si inserisce, oltre ad essere importante in sé, si inserisce anche in questo filone che l'Ateneo da qualche anno coltiva. Lo coltiva perché le storie delle donne sono sempre storie affascinanti, tanto affascinanti quanto misconosciute, perché c'è poco da fare, la storia è stata fatta dagli uomini, no? Quindi tutti gli spiragli che noi apriamo, tutta la luce che noi facciamo sulla storia delle donne, la loro partecipazione alla vita non solo familiare ma anche sociale, ma anche religiosa, sono tutti apporti che, oltre ad arricchire la storia in sé, ci restituiscono anche l'importanza che, possiamo dire, abbiamo sempre avuto nel corso dei secoli. Quindi ringrazio Margherita Tirelli, che è la direttrice di questo corso, che è uno degli ultimi corsi che abbiamo, diciamo, fatto partire, ma ha avuto sempre un grande successo proprio per la qualità degli argomenti e dei relatori che vengono chiamati. Quindi grazie alla nostra socia Margherita Tirelli e buon corso a tutti. Grazie alla nostra Presidente Antonella Magaraggia per queste gentili parole, e sono molto contenta anche quest'anno di dare il via al nostro ormai usuale corso di archeologia. Allora, quest'anno il nostro corso si articolerà in 4 lezioni con cadenza settimanale ogni mercoledì. Oggi abbiamo la prima lezione e abbiamo qui le colleghe che io ringrazio moltissimo per la loro presenza, Loredana Capuis e Mariangela Ruta Serafini. Loredana Capuis l'abbiamo già avuta qui con noi l'anno scorso e ha avuto la cattedra di Etruscologia e Antichità Italiche nell'Università di Padova, ereditandola da Giulia Fogolari, e mi piace sempre, a noi suoi allievi piace sempre ricordarla, soprattutto quando si parla del mondo dei Veneti antichi. E invece una new entry del nostro corso è Mariangela Ruta Serafini, per molti anni funzionario archeologo della Soprintendenza per i beni, io continuo a dire per i beni archeologici del Veneto, adesso si chiama tutt'altra cosa, ma ai tempi nostri si chiamava così, nonché direttrice lo stesso per molti anni del Museo di Este. Questa prima lezione, adesso è inutile che parli io perché parleranno loro, verterà proprio, credo, a 360 gradi sull'universo femminile nel mondo dei Veneti, perché in effetti la finalità del corso di quest'anno è proprio quella di indagare sia nella sfera familiare sia nell'ambito sociale quello che è stato il ruolo della donna nel Veneto antico, prima in età preromana, nel corso quindi dell'età del ferro, e poi in età romana. La seconda lezione verrà tenuta dalla professoressa Giovanna Gambacurta, anche lei titolare della cattedra di Etruscologia e Antichità Italiche, qui però all'Università di Ca' Foscari, e avrà come oggetto il santuario della dea Rhetia, il più importante santuario dei Veneti a Testini, santuario di Este quindi, e di un particolare ruolo che sembra abbiano rivestito le devote di Rhetia nell'ambito di questo santuario.
Con la terza lezione invece passeremo al mondo romano e sarà la professoressa Francesca Ror, docente di storia romana qui all'Università di Ca' Foscari, diventare romane nella Venetia, storie di donne tra adesione al modello e realtà. Lei prenderà in esame ormai, in epoca ormai prima di passaggio e poi di piena romanità, quelli che sono stati i modelli per la donna romana nel Veneto, e sono state, suppongo che lei ci parlerà, delle imperatrici, dei ritratti imperiali che un po' come adesso erano dei trascinatori della moda in tanti aspetti. E su questi aspetti verterà in particolare l'ultima lezione che terremo la Giovanella Cresci ed io, facendo come posso dire, una zoomata come gli altri anni su Altino, la città madre di Venezia, e analizzeremo sia dal punto di vista archeologico che dal punto di vista epigrafico l'aspetto delle donne altinati. Credo che più di così è meglio che non dica e che parlino le relatrici. Quindi grazie ancora a Loredana Capuis e a Mariangela Ruta e chiudo il microfono. Allora, buonasera a tutti. Grazie alla Presidente e all'Ateneo Veneto per questo invito. Presidente che, se non mi sbaglio, è la prima donna Presidente, quindi perfettamente in tema con il nostro corso. Grazie a Margherita non solo per l'invito, ma per l'argomento scelto per il corso di quest'anno. Storie e profili di donne, perché come tutti ben sappiamo l'interesse per i ruoli e per le figure delle donne è saltato alla ribalta poco più di un secolo, a metà del secolo scorso, sull'onda del movimento femminista, ma direi che negli ultimi 40-50 anni ha invaso anche il mondo delle arti e in particolare il mondo dell'archeologia, dando origine a quella che oggi definiamo archeologia di genere. L'interesse si è rivolto in primo luogo e prevalentemente sulle figure, sulle donne del mondo greco e del mondo romano per una questione molto semplice, cioè per la quantità di fonti dirette, di fonti scritte, letterati, poeti, tragediografi, commediografi che hanno affrontato l'argomento. L'interesse è passato anche poi molto presto al mondo etrusco, in particolare per approvare o disapprovare quella nomea assolutamente negativa che della donna etrusca ci hanno fatto in modo particolare i romani, tacciandola di dissolutezza, di immoralità, al limite quasi della prostituzione, sulla scia dei messaggi anche trasmessi dalle pitture delle tombe etrusche, dove le donne compaiono nei banchetti, nelle feste, assieme agli uomini, pari agli uomini, stese sugli stessi triclini degli uomini. Per il resto del mondo protostorico, cioè per tutte quelle culture che si sono sviluppate in Italia nel primo millennio a.C., l'avvio è stato più faticoso per una questione molto semplice, cioè l'assenza totale di documentazione scritta, di fonti di prima mano. Ogni ricostruzione è quindi demandata all'archeologia, ai materiali, agli oggetti e al nostro modo, alla nostra capacità di decodificare, di far parlare questi oggetti, di farli diventare storia. Nell'ambito dell'Italia preromana, uno dei mondi più ricchi di informazioni, di suggestioni, di spunti di lavoro, di studio, è senza dubbio il Veneto preromano.
attraverso i materiali dei corredi funerari, cioè i materiali delle necropoli, i materiali dei santuari e l'iconografia che c'è trasmessa dall'arte delle situle, quella forma di artigianato artistico nel quale i veneti primeggiarono. Attraverso questi materiali noi veniamo a conoscere o a sperare di aver capito più ruoli di donne, una sfaccettatura che direi è un caso abbastanza unico in Italia, e d'altra parte non dimentichiamo che la cultura dei Veneti antichi è una delle più complesse culture dell'Italia preromana. Io dico sempre che a mio avviso è seconda solo agli Etruschi e continuerò a dirlo sempre. Più figure di donne ci vengono fuori, dalla popolana alla matrona, dalla sacerdotessa alla divinità, fino forse ad arrivare anche a figure di donne con ruoli pubblici, con ruoli di tipo magistratuale, come sentiremo. Ma cerchiamo di concretare queste nostre parole con le immagini. È chiaro che quello che potremmo dire sia io che Mariangela saranno dei rapidissimi flash, perché il tema sarebbe talmente complesso che non lo si può certo risolvere in una lezione. Comunque qui vediamo per esempio quello che... Cominciamo dal costume. Perché cominciamo dal costume? Perché il costume non è semplicemente il modo di vestirsi, ma è un sistema di comunicazione sociale, nel senso che determinati elementi del costume, determinati modi di vestire sono senza dubbio collegati a determinati momenti della vita pubblica, della vita sociale, della vita religiosa. Qui vediamo quello che possiamo considerare il costume più semplice. Sì, guardavo. Il costume più semplice, senza fronzoli, senza orpelli, il capovelato da questo mantello che d'altra parte è il zendado che si è mantenuto nel nostro costume veneziano fino al secolo scorso. Quindi quello che possiamo considerare è l'abbigliamento e lo status sociale della popolana, della donna comune. Ben diverso questo abbigliamento che invece, come ben vedete soprattutto dal bronzetto della offerente che viene dal santuario di Caldevigo di Este, è un abito molto più elaborato, arricchito da recami, gioielli, vedete le collane, i bracciali, gli stivali. Un abbigliamento che possiamo considerare sia un abbigliamento di tipo cerimoniale, cioè per giornate particolari, rituali, sia l'abbigliamento della signora, della donna di alto rango. Ma questo abbigliamento senza dubbio doveva essere in particolare riservato alle cerimonie. E le immagini che si riferiscono a queste cerimonie ci permettono di fare un altro salto dal costume a quello che dovevano essere le competenze, i ruoli femminili. In questa lamina che viene da Padova, ma numerose altre simili sono anche dal santuario di Este, che cosa balza all'occhio? Che in questa processione
Le donne riccamente abbigliate appunto da cerimonia, come dicevamo prima, sfilano, procedono, vanno in processione assieme agli uomini. E questo cosa ci permette di dire? Che ci troviamo davanti a una sorta di par condicio. Anche le donne partecipano alle cerimonie pubbliche con la stessa identica dignità e presenza degli uomini. E questo, che oggi potrebbe sembrare una cosa banale, per il mondo antico era una eccezionalità senza ombra di dubbio. Lo stesso abbigliamento ricco, elaborato e dotato di vari altri attributi è stato interpretato, grazie ad una serie di lamine da uno dei santuari di Este, come un probabile tipo di abbigliamento per la sposa, molto ricco. La veste ricamata, il grande cinturone in vita, il velo, il mantello molto elaborato e gli stivali. È stato interpretato, vi dicevo, come l'abbigliamento probabilmente riservato alle cerimonie nuziali, e la cosa importante è che gli attributi che arricchiscono l'abbigliamento si trovano spesso deposti o in miniatura o in realtà nelle tombe, quindi sono senza dubbio un indicatore molto importante. Vediamo per esempio il grande cinturone di bronzo, sono molto numerosi soprattutto a est, sono chiaramente dei cinturoni cerimoniali, non sono certo cinturoni portabili tutti i giorni, sono delle sorte di bustino praticamente coprono tutto il busto, e ugualmente nelle tombe femminili e anche infantili femminili compaiono frequentemente i vasi a stivale. Quindi lo stivale non è soltanto la calzatura adatta ad un ambiente umido, come indubbiamente doveva essere il nostro, ma doveva avere un significato pregnante, probabilmente proprio un significato di tipo matrimoniale. Pensate, l'idea della scarpa come simbolo matrimoniale si è conservata fino alla scarpetta di cristallo di Cenerentola. Abbiamo a Padova una sepoltura un po' intrigante, se vogliamo, per vari aspetti, che però sottende senza ombra di dubbio una donna dai grandi poteri. È una inumazione, quindi una cosa molto strana. Le inumazioni sono molto poche perché il rito prevalente è il rito incineratorio, e in genere, direi quasi sempre, queste inumazioni sono senza corredo o con pochissimi elementi di corredo, sono considerate cioè delle sepolture povere, diciamo, tra virgolette. Qui invece abbiamo una inumata che è una donna, dopo vi dirò anche un altro particolare, con un corredo piuttosto ricco e piuttosto soprattutto significativo. Vedete bene che tutti i vasi, fuorché questo bicchierino, tutti i vasi sono rovesciati, cioè sono defunzionalizzati, non devono servire più anche simbolicamente. La donna poi ha una collana o dei pendagli, dei monili, con dei denti, un dente di canide e un dente di suino, e questa donna ha un'età che è compresa tra i 70 e gli 80 anni, il che per l'epoca è una cosa assolutamente eccezionale. Se uniamo tutti questi indicatori, tutti questi indizi, che cosa possiamo pensare? Che si tratti di una donna che in vita deve aver avuto una grandissima potenza, non sappiamo in che campo,
A me piace un po' pensare alla donna della medicina, che c'è presso molte tribù protostoriche. Comunque un ruolo assolutamente eccezionale. Andiamo avanti con gli indicatori che ci possono suggerire le competenze femminili. In primo luogo la chiave. Qui abbiamo una chiave molto elaborata con ricchi pendagli, d'altra parte ci viene subito in mente Penelope come ce la descrive Omero, con le chiavi che tintinnano dalla catenella, e queste chiavi presenti nelle tombe che cosa significano? Significano che alla donna è demandato il governo della casa, una cosa, se vogliamo, abbastanza normale. Però dal ruolo di signora della casa passiamo abbastanza direttamente ad un altro ruolo o ad un'altra metafora, cioè la donna come signora del cosmo, come signora del mondo, come ci appare da questo e da altri dischi simili di Montebelluna, dove, come ben vedete dal disegno, la signora riccamente abbigliata, gioielli, veste ricamata, stivali e con la chiave in mano, è immersa in un mondo di ricca natura vegetale e è affiancata da due animali molto particolari. Diciamo un lupo, un canide, cioè un animale di terra, e un animale d'aria, un grifone. Cioè dalla signora della casa passiamo alla signora del cosmo, a colei che con la chiave apre e chiude i mondi della natura, apre e chiude i mondi della vita, la morte, il sottoterra e il cielo. Altre competenze femminili sono rivelate, palesate, dai ricchissimi gioielli che troviamo nelle tombe femminili più importanti. Ricchissimi gioielli, come questo, ma uno dei tanti, che ci indicano un'altra competenza ben precisa della donna, cioè le contemporanee tombe maschili sono relativamente più semplici, più modeste. Al massimo abbiamo degli oggetti che ci dicono che l'uomo era guerriero, era cavaliere, era un allevatore. Nelle tombe importanti delle donne c'è invece una profusione di gioielli, di oggetti di ornamento, per esempio numerosissime fibule che vanno al di là dell'uso funzionale, ma che sono indice di ricchezza. Alle donne spetta il compito più che agli uomini, di palesare la ricchezza della famiglia attraverso appunto la profusione dei gioielli. Non solo la ricchezza, ma nel caso di materiali esotici, come qui le perle d'ambra, le figurine d'osso rivestite di foglia d'oro, le paste vitree, i vetri, indicano anche la sfera di competenza dei commerci condotti, intrattenuti in questo caso ovviamente dagli uomini della famiglia, ma sta alla donna palesare nella vita, ma anche nei suoi corredi funebri, quello che era il rango, il ruolo, la ricchezza, la sfera di interessi commerciali della famiglia. E che questo sia un compito ben preciso demandato alla donna
Risulta, direi, anche dal fatto che queste tombe così ricche di gioielleria non sono soltanto nelle tombe delle capitali, nelle tombe di Este, nelle tombe di Padova, ma sono anche nelle tombe, diciamo, delle periferie. Qui abbiamo 2 tombe della zona pedemontana, quindi è sono degli indicatori abbastanza diffusi. Se passiamo alla sfera dei cerimoniali funebri, anche questi ci indicano dei ruoli particolari riservati e delle cerimonie particolari riservate alle donne. A cominciare dalla metà dell'VIII secolo, per le tombe maschili più importanti, le ossa vengono raccolte non in un ossuario fittile, ma in un ossuario di bronzo. Ancora una volta il riferimento più immediato è a Omero, funerali di Patroclo, le ossa raccolte in un'urna d'oro, nella stessa urna dovranno poi essere raccolte anche le ossa di Achille, quindi tutta una cerimonia molto, molto particolare. Bene. Contemporaneamente, quasi contemporaneamente, all'uso dell'ossuario di bronzo per gli uomini, noi abbiamo anche la possibilità di trovare sepolture femminili con ossuario di bronzo. Quindi, una volta di più, come abbiamo detto all'inizio, è una sorta di par condicio. La donna può godere, naturalmente la donna di livelli elevati, le donne delle famiglie, chiamiamole principesche tra virgolette, usufruisce degli stessi principi rituali, funerari, celebrativi degli uomini. E questo ci porta ad un altro discorso molto interessante. Qui abbiamo, forse la riconoscete tutti perché ogni volta che si parla di Veneti viene in campo questa figura. Abbiamo la tomba Benvenuti di Este con quella che è la prima e la più bella situla del ciclo dell'arte delle situle. È un vaso che è stato usato per almeno 2 generazioni in vita, diciamo, nella famiglia durante i banchetti, e a un certo momento, dopo noi presumiamo più o meno 2 generazioni, viene usato come ossuario. In vita che cosa serviva questo vaso? È un vaso decorato con scene tutte al maschile, l'agricoltura, l'allevamento, la guerra, il ritorno della guerra, il banchetto. È un vaso che durante i simposi, durante le feste di palazzo, doveva funzionare tipo lanterna magica, cioè dove attraverso le figurazioni doveva essere celebrata la vita e il ruolo della famiglia. Bene, 2 generazioni dopo la sua vita reale, questo vaso viene usato per contenere un ossuario femminile, non solo un ossuario femminile, ma un ossuario di una bambina di circa 3 anni. Ossuario che presenta un altro carattere particolare delle tombe femminili emergenti, cioè è quello che noi diciamo l'ossuario vestito. L'ossuario, cioè, viene avvolto da un panno, se non da un vero e proprio vestito della defunta, e viene ornato
di tutti quelli che dovevano essere i gioielli della donna, la collana, i pendagli, le borchie, per trasformare l'ossuario in una sorta di immagine, di personificazione della donna. L'ossuario vestito, lo vedrete anche dopo, è una caratteristica che si mantiene nel tempo fino alla fine praticamente della civiltà veneta. Ma vi dicevo, questo ossuario contiene le ossa di una bambina di 3 anni. Cosa significa questo? Significa probabilmente la sepoltura dell'erede, morta giovanissima, ma significa anche un'altra cosa. L'ossuario di bronzo che celebrava i fasti della famiglia viene riservato ad una donna e a una bambina, cioè a colei che doveva continuare la discendenza. E questo si accorda con una serie di immagini dall'arte delle situle che costituiscono un caso assolutamente senza confronti in tutta l'Italia preromana a celebrare proprio la donna. Resta pure, tanto vedo che ci vedo bene. Sì, per scoprire quanto fosse importante la categoria di pensiero del lignaggio, della discendenza, dell'eredità, che vuol dire eredità non soltanto di beni materiali, ma anche di valori aristocratici, entriamo nel magico mondo dell'arte delle situle, di cui Loredana ha già sottolineato quanto i veneti fossero famosi per questa forma di artigianato artistico che in realtà abbraccia una cerchia territoriale molto ampia che va dalla Lombardia alla Slovenia, dal Danubio all'Adriatico, con un linguaggio comune in cui il Veneto riveste sicuramente un ruolo centrale. Bene, nei racconti dell'arte delle situle del Veneto in particolare, noi vediamo scene esplicite come questa che si vede su queste 2 ciste, una da San Zeno, una da Montebelluna, di accoppiamento. E sia ben chiaro, non si tratta di scene erotiche fine a se stesse, ma che vogliono esaltare il ruolo della donna in quanto garante della discendenza, della progenie. E quindi un potere della donna. Il nostro incontro di oggi si intitola Poteri e saperi, no? Ne vedremo ancora qualcuno, vedremo anche i doveri purtroppo. Ma andiamo avanti perché il ritrovamento di questa situla che viene da Pieve dal Pago, relativamente recente, diciamo così, e costituisce un messaggio lampante, diciamo la prova del 9, se vogliamo, di questa comunicazione. Perché? Perché in questa situla
come potete vedere, ad una sequenza di scene di accoppiamento, se vogliamo anche trasgressive. Segue l'unione più canonica, che ha come esito finale questa scena di parto, assolutamente un unicum finora perlomeno, e di una efficacia, di un realismo molto forte, ma anche molto chiaro, no? Come messaggio. Così come quest'altra situla proveniente da Montebelluna, che probabilmente racconta le cerimonie, le feste di matrimonio. Abbiamo almeno 2 o 3 particolari da annotare per quanto riguarda la donna. Nell'immagine sopra il disegno complessivo si può vedere una donna sul carro affiancata all'uomo, ed è la prima volta che si riscontra una scena di questo tipo. In piedi sul carro, non dietro l'uomo ma accanto, mentre sulla stessa situla, nella fascia inferiore, possiamo vedere ancora una volta la scena delle nozze e la sua, come dire, il suo esito più immediato, perché la giovane signora di profilo, come potete notare, ha il ventre prominente e la cintura bassa, quindi è stata letta come la donna in attesa dell'erede subito dopo l'unione. Questa donna ha delle particolarità, anzi entrambe queste donne, vedete che impugnano una grande conocchia quasi sproporzionata e da cui pende un grande fuso di legno. I fusi, ahimè, non li troviamo perché non si conservano, e queste 2 donne quindi sono emblematiche di un altro sapere al femminile, sia per i veneti antichi che per tutte le popolazioni protostoriche, diciamo in tutta Europa, per non dire in tutto il mondo, cioè la filatura. Ma ci arriviamo fra un attimo. Fra i saperi, sicuramente, come dimostrano questi astucci da trucco, da cosmetici provenienti da una tomba di Montebelluna, un altro sapere delle donne è quello della seduzione. La bellezza rappresenta già nel primo millennio avanti Cristo, e sicuramente anche prima, un capitale. Un dovere invece a cui non possiamo non fare riferimento è quello della cucina, che ahimè sembra fosse proprio compito esclusivo delle donne, a partire dalla macinatura dei cereali
fino alla cottura. E di queste competenze troviamo il riflesso in questi depositi che venivano sistemati al di sotto dei pavimenti delle case patavine, con il significato beneaugurante di prosperità della famiglia e del focolare domestico. Vedete che ci sono gli alari metallici insieme ai vasi che contenevano le provviste. In questi depositi votivi sicuramente c'è l'influsso femminile, sempre come diceva anche Loredana, la chiave stessa, in quanto la donna custode della casa, della dispensa, della dote, del corredo. E sicuramente la connotazione più forte delle donne, dicevo, non solo venete, però è l'attività della lavorazione, per non dire produzione dei tessuti. E man mano che gli studi sono andati avanti abbiamo potuto annotare come esistano delle gerarchie fra filatrici, tessitrici, proprietarie del telaio, ma di tutto questo parlerà più in dettaglio Giovanna Gambacurta nel prossimo incontro. Quindi noi ci limiteremo a fare solo cenni anche di questa tomba famosa esposta al Museo di Este, la tomba di Nerca Trostiai. Su questa tomba c'è stata una rilettura degli studi molto recenti di cui vi parlerà Giovanna. Noi ci limitiamo a ricordare che in questo sarcofago che rappresenta la casa di Nerca si compendiano valenze diverse di questa donna. Sicuramente la ricca parure di gioielli, anche di sapore esotico, che si accompagna, si dispongono i gioielli sullo suario rivestito da un panno secondo una ritualità che ritorna, come vi ha detto anche Loredana. Infine, Reitia, dea femminile dei Veneti antichi, non più unica divinità come si credeva un tempo. Oggi il Pantheon dei Veneti si è molto ampliato e Reitia è rimasta l'unica donna, ma sicuramente di primissimo piano. Il suo santuario, su cui Giovanna tornerà a Este, è di entità assolutamente eccezionale. Giovanna parlerà di più delle prerogative di Reitia legate soprattutto alla tessitura, quindi un sapere specifico. Noi invece vi accenniamo ad un altro sapere, non certo meno importante, perché
in questo santuario si insegnava la scrittura, quindi Reitia tutela l'insegnamento della scrittura. E da cosa lo possiamo desumere? Da questi ex voto, assolutamente, anche questi un caso unico in Italia, perché proprio in quanto ex voto riprodotti in bronzo di oggetti effettivi che non si sarebbero conservati, le tavolette per scrivere e gli stili, cioè le penne, diciamo così. Allora, le tavolette recano prevalentemente, oltre agli alfabetari, una dedica da parte di personaggi maschili. Gli stili, invece, solo ed esclusivamente sono firmati, so che non è la parola più corretta, ma recano il nome di una dedicante donna. Gli stili scritti naturalmente sono una piccola parte del totale, però di fatto con questo dato sottolineano che le donne nell'ambito dell'attività sacra di insegnamento e apprendimento della scrittura avevano sicuramente un ruolo. Infine, per concludere, questo cippo dal centro di Padova che reca un'iscrizione venetica di valenza pubblica. Su di un altro cippo già noto, la formula simile recita: gli Edios, ma manca la lettera iniziale, Edios plurale maschile, curarono l'infissione del cippo confinario e la parola Edios è stata ricondotta dagli specialisti ad un ruolo specifico, forse di tipo magistratuale. In questo nuovo, si fa per dire nuovo perché mi sembra che risalga alla scoperta al 2006, in questo nuovo cippo la desinenza al femminile della parola mediai lascia aperto l'interrogativo se esistesse un collegio analogo composto da donne. E con questo interrogativo vi ringraziamo dell'attenzione. Ecco, siamo a disposizione per le domande. Io dopo questa esposizione così riflettevo quante cose non abbiamo detto, quante cose mancano. Si può fare un corso intero. Come ha detto Loredana, abbiamo aperto qui e là qualche finestra, non di più.
e qui è presente Anna Marinetti e ci sentiamo sicuramente un po', no, a disagio, perché l'onomastica al femminile, di cui Anna si è molto occupata, non l'abbiamo nemmeno nominata. Del resto il tempo sì, e tante altre cose non abbiamo. Vi ho detto subito che potevamo darvi solo dei flash, degli spunti per valutare il peso di queste donne nel mondo veneto, che, ripeto, non ha riscontri nelle altre culture, così forti nelle altre culture dell'Italia preromana. Se ci sono delle domande, siamo qui. E la ragione di questo? Ecco, sì, la ragione di questo, dice, non ci sono. Intanto vi ringrazio perché avete tenuto delle lezioni molto interessanti e vivaci. Le donne fanno così. No, volevo dire, vi siete spiegate perché in Veneto? Per la semplice ragione che abbiamo trovato, perché anche l'archeologia è fatta di ritrovamenti occasionali, si sono ritrovati delle tracce o per altre ragioni di sviluppo della società? È una domanda, direi, a cui è molto difficile rispondere. Senza dubbio questo è anche legato alla quantità e alla qualità dei ritrovamenti e alla quantità e, lasciatemi dire, anche alla qualità degli studi condotti in questi anni. Molte delle società pre-storiche, pre-urbane, indubbiamente dovevano avere un forte punto di riferimento sulla donna, per una questione molto semplice, che gli uomini molto spesso erano lontani e molto spesso quindi la gestione della casa, per non arrivare forse anche a pensare a una qualche gestione non solo della casa ma della politica, tra tante virgolette, doveva essere demandata alla donna. Non so se Mariangela hai... Ma io più che altro stavo pensando agli altri popoli, così, se vogliamo, i piceni per esempio. Anche lì c'è una grande, come dire, un grande carisma femminile nelle tombe, ma, come dire, un po' più, non voglio... Sottotono. Un po' più aggressivo, direi, invece. Queste donne sul carro, per esempio, noi non le abbiamo, intendo, nella tomba, cioè il carro deposto nella tomba. Donne con armi, per esempio, di cui adesso sta... A proposito di archeologia di genere, ho letto da poco un articolo sulle donne in armi nell'Italia pre-romana. E le donne del Veneto sono più, come dire, raffinate nel loro messaggio. Sto pensando anche alla cultura di Golasecca in Lombardia, perché naturalmente Loredana, quando parlava di veneti, escludeva, e l'ha detto, tutto il comparto etrusco e naturalmente il Magno Greco, perché certamente non possiamo competere. Forse la differenza più importante è nella formazione delle città, perché
sia nella Lombardia, sia nel Friuli Venezia Giulia, dove pure c'è la cultura di Santa Lucia di Tolmino, le culture slovene, anche lì situle e beni di un certo peso. Però forse quello che manca agli altre culture, società protostoriche è la formazione di vere e proprie città. Ecco, questa è una possibile spiegazione. Non a caso le situle che esaltano il lignaggio vengono da zone periferiche, dalla pedemontana, da zone dove c'era ancora, come dire, una mentalità, tra virgolette, feudale, di signorotti locali, no? Mentre siamo tra il VI e il V secolo avanti Cristo, a est, a Padova, a Vicenza e avanti, a Treviso, a Oppiano e avanti, ne potrei citare, no? Chi è che dice le 50 città del Veneto, non a caso, e sono periferiche queste manifestazioni, se ci pensiamo. Nelle città si sta già formando una sorta di democrazia, fra virgolette, diciamo un regime più isonomico, più egualitario. E non a caso, proprio in questa fase più avanzata, cosiddetta fase urbana, nel Veneto noi non troviamo più le immagini dell'arte delle situle, troviamo piuttosto le laminette votive. Se vi ricordate la lezione dell'anno scorso, queste laminette votive, come una di quelle che ho mostrato, in cui la donna è una sorta di par condicio con l'uomo, quindi è un ruolo di competenze e di parità diverso rispetto a quello che può essere la continuità della stirpe, il livello aristocratico della famiglia, la ricchezza della famiglia. Siamo in un momento in cui la parità di genere si esibisce nelle cerimonie urbane, nelle cerimonie cittadine, nelle cerimonie religiose o nella vita politica, come mostra il cippo di cui ha parlato Mariangela, o la stessa vita dei santuari, in cui uomini e donne sono allo stesso livello. Ringrazio le relatrici, non sono un addetto ai lavori. Mi interessava sapere se all'epoca il linguaggio e la scrittura era collegato col mondo greco e col mondo etrusco, perché è molto interessante il vostro discorso sulla base diciamo, di come è stato decifrato, cioè se in Veneto esisteva un linguaggio a sé, che quindi era molto chiuso, oppure chiaramente aveva delle assonanze. Grazie. Certo, esisteva un alfabeto, come abbiamo visto, una lingua, il venetico, a sé stante, se vogliamo, ma non spetta a me, qui c'è un'esperta, comunque non mi pare che ci siano assonanze col mondo greco, mentre sicuramente ce ne sono col mondo etrusco, però il venetico è una lingua a sé, decifratissima. Vuoi aggiungere qualcosa, Anna? Il prossimo ciclo, Margherita. Sì.
facciamo la scrittura. Ha già detto tutto, in poche parole il venetico è una lingua, fa parte del gruppo indoeuropeo, quindi è imparentata con il greco, con il latino, con le lingue germaniche e così via. Naturalmente quello che si conosce del venetico è pochissimo, cioè, abbiamo centinaia di iscrizioni, ma rispetto a quello che conosciamo del latino o del greco ovviamente è molto frammentario e molto limitato. Il contatto con l'etrusco non è dal punto di vista della lingua, perché le lingue sono totalmente diverse. L'etrusco non è indoeuropeo, ma il contatto con l'Etruria è culturale e quindi dagli etruschi i veneti hanno preso l'alfabeto modificandolo e adattandolo un po'. Prego. Buonasera, grazie mille per questa bellissima conferenza piena di stimoli e di spunti di riflessione. Ecco, tra i vari temi che abbiamo visto, una delle cose che mi ha colpito di più è come reperto la chiave. Volevo appunto chiedere se, oltre alla chiave che abbiamo visto e alla sua testimonianza anche iconografica, vi sono nel mondo venetico o comunque altre chiavi di questo genere, magari con i pendagli, come abbiamo già visto? Non così bella. Questa è la chiave Princeps. Esatto, la super chiave viene da Trichiana ed è quasi intera. Comunque anche in alcune tombe di Este ci sono degli elementi non così completi, non così ricchi, ma degli elementi, soprattutto la parte della manicatura o del fusto, che ci indicano che dovevano essere deposte anche solo in in altre tombe femminili. Solo unicamente in tombe femminili. Anche a Santa Lucia di Tolmino ci sono frammenti di chiavi, però intera è solo questa, con i pendagli che, come dice Omero, tintinnavano alla cintura di Penelope. Invece come testimonianza iconografica abbiamo solo quella che abbiamo visto sulla chiave? No! Ce ne sono anche altre. I dischi, come ha detto Loredana, sono diversi. I dischi di Montebelluna ormai sono diversi, anche qui mostriamo anche il più di bello. tutto il Veneto mostriamo orientale. il più bello, il più completo in tutto il Veneto, soprattutto appunto della Pedemontana. Questi sono 4 di Montebelluna, senza contesto purtroppo, provengono dal mercato antiquario, mercato più o meno clandestino, e quindi ci mancano molti punti di riferimento, però direi che su quasi tutti questi dischi la tematica è femminile, quindi c'è anche è una donna con quindi la c'è chiave. anche un Sì, certo, a Ponzano, sì, sono tutte Piave, sono pubblicati in Venetkens, nel catalogo della mostra. C'è un articolo su tutti i dedicato a questi dischi. Questo è il più completo anche come iconografia. Ormai nel 2013 sono passati più di 10 anni, questa mostra Venetkens, viaggio nella terra dei Veneti antichi, e è stata fatta a Padova, nel Salone, nel Palazzo della Ragione, appunto da aprile a novembre 2013, e nel catalogo di questa mostra sono confluite un po' tutte le novità, oltre che ciò che già era risaputo da molto, sicuramente anche le novità su questo popolo.
Sì, certo. Che è tuttora uno strumento validissimo per chi voglia affrontare non dico lo studio, ma insomma la conoscenza del mondo dei Veneti antichi, perché abbraccia un sì, po', ha tanti argomenti. sia Quindi. dal punto di vista cronologico che degli argomenti, è un po' a 360 gradi. Insomma, mi pareva importante dire. Poi, dato che ho il microfono, consideravo rispetto alla domanda della Presidente sul perché in fondo il Veneto, cioè alle motivazioni che voi avete già esplicitato e che secondo me giustamente sottolineano la differenza fra quello che è tutta la zona pedemontana, importantissima da molti punti di vista, però in realtà più periferica rispetto alle grandi realtà proto-urbane e poi urbane di pianura. Io credo che tutto sommato, proprio per questo ruolo, aspetto, importanza, par condicio che la donna ha nel Veneto, non sia da sottovalutare neanche il fattore dell'apertura che ha avuto il Veneto, perché certo. il Veneto, e qua ritorno volente o nolente ad Altino, attraverso la sua apertura adriatica e mediterranea ha avuto questi contatti con il mondo greco, col mondo magno-greco, col mondo etrusco, importantissimi e testimoniati anche dalla presenza di ceramica greca, di ceramica daunia, ma non solo nelle zone costiere, parlo di Altino, ma penso a Oderzo, penso a Este, penso a tante realtà più interne dove le testimonianze archeologiche, non tantissime, però importanti, ci parlano proprio di questa grande apertura che il Veneto ha avuto, che forse è stata più visibile, più sensibile di quello che può essere stato in altre civiltà, pur aperte sul Mediterraneo, però non così aperte, come del resto la mitologia lo dice, insomma basta pensare a Padova e ad Antenore certo, e tutto ciò che viene dietro. Il Veneto crocevia di popoli, indubbiamente, che ci piaccia o meno. Ma aggiungerei anche un'altra cosa, figlia della nuova archeologia, delle nuove ricerche, proprio ne parlavamo ieri. Le analisi più avanzate che si stanno facendo sulle ossa dei cremati, analisi isotopiche che permettono di riconoscere le zone di provenienza dei personaggi, indicano con molta frequenza la provenienza delle donne da aree non venete, quindi la pratica dei matrimoni misti, chiamiamoli, o dei matrimoni interetnici, cioè non c'è soltanto lo scambio di merci, c'è lo scambio di persone, il che vuol dire di cultura, di conoscenze. Esattamente, quindi il crocevia porta ad un allargarsi della mentalità, delle conoscenze, delle pratiche che altre regioni dell'Italia non hanno. Pensiamo che il Veneto cosa ha come caratteristica fondamentale? I suoi grandi fiumi, l'Adige, il Piave, che portano dall'Etruria, dal Po alle regioni d'Oltralpe, e gli spostamenti dovevano essere molto più frequenti, molto più lunghi di quello che pensiamo noi. Le merci, come ricordava Margherita, non viaggiano da soli, viaggiano con gli uomini. Quindi, e con le idee. E con le idee. Se posso, così, uscendo dai temi archeologici, suggerire una lettura che forse avete già fatto e che è molto illuminante nella sua semplicità, Se l'acqua ride, di Paolo Malaguti. Se l'acqua ride. Sì.
che è un libro uscito alcuni anni fa con Einaudi. Paolo Malaguti è un giovane scrittore veneto di Monselice e ha scritto diversi libri, ma in questo libro, Se l'acqua ride, lui parla della vita sul fiume. E devo dire, leggendolo, mi si sono aperti ancora di più gli orizzonti su quella che era questa mobilità estrema degli zattieri, dei barcaroli, dei remieri. Ve lo consiglio. D'altra parte una tradizione che si è conservata nella Venezia. Nella Venezia la Serenissima. Certo, per quello ve lo consiglio. Esattamente. Poi Paolo Malaguti in realtà, se ho capito, è un po' autobiografica questa cosa, perché lui vorrebbe continuare il mestiere di suo nonno, mentre invece non riesce e fa tutt'altro, insegna, ecco, fa l'insegnante.